Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. In azione nella notte nell'Interland udinese, presa di mira la Viteria Friuli di via Nazionale a Tavagnaco, spaccata e furto di materiali all'interno. Il bottino supera i 10.000 euro, oltre i danni materiali recati dagli autori. Indagano i carabinieri. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la scena. Il comune di Resi ha lanciato un appello urgente rivolto a tutti i medici per coprire il posto vacante nell'ambulatorio. In assenza, i mutuati potrebbero essere redistribuiti in strutture e studi distanti, con evidenti difficoltà per i pazienti fragili o anziani. Il territorio da coprire è vasto, una valle di 119 km², ricca di frazioni e borghi, attraversata da 60 km di strade comunali. Venerdì 14 ottobre l'attuale medico terminerà il suo servizio. Domenica 16 ottobre torna a Monfalcone la Randonnée del Carso. Giunta quest'anno alla sua terza edizione, la manifestazione ciclistica non competitiva organizzata dalla SD alla Barda Bike Trieste vedrà la partenza e l'arrivo dal Parco Verde in via Valentinis. Alle 6:30 gli organizzatori raccoglieranno le ultime adesioni presso l'area verde, prima di dar via alla partenza dei ciclisti che partiranno singolarmente con un intervallo di 20 secondi tra l'uno e l'altro tra le 7:30 e le 8:30. Dedicato ai tanti appassionati della due ruote e del movimento lento nel mondo del randonnée non esiste competizione, si pedala in compagnia di amici e di compagni accomunati dalla passione per la natura nel pieno rispetto del paesaggio e dell'ambiente. E andiamo a chiudere con il calcio, turno di Coppa Italia di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, la semifinale di andata che si è giocata a Lignano tra il Brian e il Sistiana 2-0 per i padroni di casa con doppietta messa a segno da Contento nel giro di pochi minuti nella prima frazione di gioco al 16° e al 25°. Il ritorno è previsto il 30 novembre. L'altra sfida tra Chionse e Tamai, giocata il 5 ottobre scorso, aveva visto prelevare i tamaioti per 2-1. Ritorno a Tamai sempre il 30 novembre. Nell'altro match invece che si è giocato ieri sera, valido per i quarti di finale di Coppa Promozione, di fronte all'UFM Flaibano, giocata a Monfalcone. 1-1 dopo i tempi regolamentari, con reti di Molinari per i padroni di casa al 14° minuto del primo tempo e pareggio al 6° minuto di recupero della ripresa di Nardi per gli ospiti. Da segnalare che i padroni di casa avevano sciupato un tiro dal dischetto con Marjanovic. Gara decisa ai calci di rigore, con i cantierini più precisi dagli 11 metri per il 5-3 finale. Prossimo turno, per quanto riguarda il Monfalcone, sfida contro il Casarsa, andata il 26 ottobre e ritorno il 23 novembre. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.